Un segno concreto e tangibile di vicinanza del sistema confederale di Confcommercio verso gli abitanti di Ravanusa. Infatti ieri presso la sede del municipio, alla presenza dell'assessore Nobile, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, si è tenuta la cerimonia di consegna del contributo che Confcommercio Agrigento ha destinato alle aziende associate danneggiate dall'esplosione dell'11 dicembre scorso. Tutto ciò è stato possibile grazie alla sensibilità e alla concretezza dimostrate dalla Fondazione Giuseppe Orlando ETS, ente che per conto della Confcommercio Imprese per l'Italia fornisce assistenza alle imprese in condizione di particolare disagio. Il presidente della Confcommercio di Agrigento Giuseppe Caruana ha portato anche saluti di Marisa Tiberio, presidente della Fondazione, che ha augurato ad ogni singola azienda di poter al più presto essere una sana realtà del tessuto imprenditoriale ravanusano. Un segno penso importante per una comunità che ha subito e continua ad avere una ferita aperta rispetto a quello che è successo, una ferita aperta per l'Italia intera. Per un territorio che certamente aveva bisogno di un minimo di segnale di attenzione, e noi lo abbiamo dato come Confederazione territoriale di riferimento, e lo abbiamo fatto grazie alla Fondazione Orlando, la fondazione che fa capo a Confcommercio Nazionale, presieduta dalla presidente dottoressa Marisa Tiberio, a cui va il nostro ringraziamento per la sensibilità mostrata immediatamente rispetto alle nostre istanze, e grazie a questa interlocuzione costante e continua e grazie alla collaborazione sia del comune di Ravanusa che degli imprenditori appunto che sono stati toccati da questa tragedia, siamo riusciti ad avere questa opportunità di un piccolo ristoro. Sono piccoli segnali, però sono importanti, perché come ci è stato dichiarato anche da uno degli imprenditori che attualmente è fermo nella propria produzione di apicoltura, il signor Tricoli, questa somma che è stata destinata alla sua persona, alla sua azienda, deve servire per farlo ripartire. Ecco, noi chiediamo che siano messi nelle condizioni gli imprenditori che sono ancora bloccati da questa tragedia di ricominciare e di ripartire, perché questo finanziamento è anche indirizzato a questa finalità ultima, far ripartire gli imprenditori che con queste somme ne hanno l'opportunità. Io sono l'assessore Antonino Nobile, ho le deleghe alla pubblica istruzione e alla solidarietà sociale. Stamattina è doveroso ringraziare la Confcommercio Agrigento, che per il tramite della Fondazione Orlando ha fatto una raccolta di 15.000 euro che stamattina doneremo alle 4 attività che sono situate dove è successo lo scoppio dell'11 dicembre. Per questo mi corre l'obbligo di ringraziarli sia a nome mio che a nome del signor Sindaco, ma di tutta la comunità di Ravanusa. Tricoli Mario Nazareno, apicoltore. Prima della pandemia eravamo 5-6 persone in tutta la provincia di Agrigento che avevano un laboratorio a norme legge come quello che è prescritto come laboratorio di apicoltura. Ora tutto è finito, una grande somma per noi, perché anche un piccolo fiore è segno d'amore. Noi se ci riuscissero, se si sbloccassero le cose, ci dassero un laboratorio, questi soldi noi li investiremmo per riprendere l'attività. Sono Luigi Caggi, la mia attività è pasticceria Nonna Marietta. Questo segnale che ci è arrivato con Confcommercio è stato un'agevolazione, è stato anche un aiuto per noi che abbiamo subito dei danni. Immagino che se non ci devono fare tutti, la vedo dura. Che cosa bisogna fare? Investire sull'attività Ravanusa. Salvatore Pitrola. Lei è un avvocato che aveva lo studio nell'area dell'esplosione? Sì, ho uno studio attualmente ancora lì in via Galilei, che è la zona dove è avvenuta l'esplosione. Devo dire, per qualche mezz'oretta di anticipo mi trovavo lì a lavorare allo studio. Mi ero allontanato e per fortuna, non ho avuto grandi danni. Ovviamente lo shock è rimasto grande, continua a essere grande, perché
l'esplosione ha lasciato un forte senso di vuoto che tuttora permane, però spero che il tempo a poco possa lenire questa grossa difficoltà che abbiamo. Al di là dell'importo, l'importanza del gesto e della vicinanza di Confcommercio nel momento in cui ci è stata presentata l'abbiamo colto come un grande segnale di vicinanza. Al di là dell'attività dello studio legale, anche le altre aziende colpite in maniera anche più pesante, il segnale è forte perché abbiamo bisogno di aiuto, c'è tanto da fare, tanto da ricostruire, per cui per noi è stato veramente un grande gesto, è un grande intervento veramente di cuore.